Bentornati compari nel 14° episodio del Sicily's Journey. Ritorniamo con un Borghese Edition. Oggi siamo a Novara di Sicilia, un borgo nella provincia di Messina, che fa parte dei borghi più belli d'Italia. Partiamo subito con il video. Ragazzi, siamo all'ingresso dove già c'è il parco giochi con questo bellissimo murales dove ci sono i bambini che giocano con le trottole. Allora compari, siccome i momenti cringe non sono mai abbastanza al Sicily's Journey, vediamo qui, lui ha 5 anni, vediamo qui un esemplare di Matteo pronto a lanciarsi dal tubo per bambini. 5 anni, check! Ragazzi, momento di 5 anni, si parte! Bellissimo, ragazzi! Anche se Matteo fa il solito fenomeno a baraccone, ci troviamo in un posto con dei murales davvero fighi che vi spiegheremo più tardi. E vi presentiamo Paolo, il nostro assistente di oggi. Piacere ragazzi, Matteo si è disperso. Allo stato attuale ha preso il posto di Matteo che... Ah no, è appena tornato. Dove sei stato, Matteo? A esplorare il territorio. Siamo appena arrivati nel famosissimo giardino verticale di Novara di Sicilia. O Milano, uguale, alla fine, giudicate voi. Una scena quasi poetica. Mamma mia. Ragazzi, finalmente oggi abbiamo una mamma. Ma ci perderemo lo stesso. Sì, ha voglia. Cioè, tranquillamente. Ser Paolo Cola con la marchettina Ferrari. Cosa ne pensa di questo Sicily's Journey? Devo dire che mi sta piacendo veramente tanto. Abbiamo 11 litri in macchina, ma l'acqua gratis è sempre più buona. Allora signori, siamo nella via ideale per una giornata del genere, via Spartivento. Oggi c'è un'umidità percepita incredibile, ma se voi siete a via Spartivento, prima siete qui con una bellissima camicia di cotone molto costosa come la mia e vi prendete tutto il vento. Bene ragazzi, allora siamo un po' in anticipo rispetto alle nostre tempistiche solite, difatti è ben l'1 meno un quarto. Al conto delle solite 2. Al conto delle solite 2 e mezza, 3, ma grazie all'aiuto che ci sta dando direttamente il comune di Novara di Sicilia e la solita collaborazione con Sicilia Tour Leaders, oltre che con i borghi più belli d'Italia, adesso faremo una fantastica degustazione di prodotti tipici. Stiamo iniziando alla grande con un formaggio che si chiama Maiorchino, che è un formaggio tipico di Novara e sarebbe un formaggio che viene fatto dall'unione di latte ovino e caprino e poi viene stagionato 12 mesi. È unico nel suo genere, cioè proprio ha un sapore suo. Io ovviamente non posso mangiare come al solito i formaggi, mi accontento però di fantastici salumi tipici, ottimo salame, pancetta piccante. Allora, continuiamo con una buonissima ricotta infornata che io già solo a guardarla mi sono innamorato. Molto più delicata e morbida rispetto a prima. Si prosegue con porchetta.
accompagnata da un'oliva e un peperone, leggermente meno mamma mia. stagionato di quello. Sì. Madonna. Proseguiamo col primo. Stiamo andando per il bis della pasta con salsiccia buonissima, tutto buonissimo. Paolo conferma. Guarda come prendi il vassoio. Al volo. No, siamo venuti qui a degustare questa splendida porchetta del borgo antico di Novara di Sicilia. Speziale. Allora ragazzi, dopo questo bellissimo pranzo andremo a consumare tutte le nostre energie facendo una cosa estremamente faticosa ma estremamente tipica, cioè il lancio del maiorchino, che sarebbe il formaggio che abbiamo mangiato prima a pranzo e anche il formaggio che c'era sui murales, che quel murales è spettacolare. Adesso andremo a lanciare questo formaggio, che è una gara che si fa a Novara, che consiste nel fatto di lanciare questo formaggio il più lontano e velocemente possibile, in meno colpi possibile, grazie all'assistente. Quindi andremo a fare questa prova e vediamo quanto sono forte o scarso, dipende quindi come va. Da lì in piedi. Mettilo Così? Così, perfetto. Ok, bravissimo. Stretto, perché altrimenti questo tu lo lasci, lo devi prendere da là, fatti 2 giri dietro il dito, prendilo nelle mani, con quella mano, con quella. Ok. Mamma, mi sento famoso, vai! Andiamo raga! Tranquillo! È buono questo? Got no money, I got no ride. Think I got lost in your flawless eyes, and now I'm wasting all my time. Comunque dopo questa bellissima esperienza, davvero faticosa e anche soprattutto fail totali, perché non sono ancora un professionista, ma lo diventerò. Dopo quindi il colpo del maiorchino andiamo a dare un bel colpo di ciao, l'amore mio. E quindi adesso breve pausa e ci rimettiamo in marcia. Allora, ritornati in macchina per fare un fantastico colpo di ciao. Tra l'altro la mia bellissima Giulia, molto più bella della Giulietta di Matteo. Un breve recensione anche da parte mia su quanto mangiato. Abbiamo mangiato davvero benissimo, una quantità di cibo incredibile, indefinibile e soprattutto tutto buono e tutto tipico. Tutto fatto da loro o comunque cibo super tipico loro, quindi davvero super consigliato. Tra l'altro Novara di Sicilia si sta dimostrando un borgo bellissimo e super ospitale a dei livelli incredibili. Adesso comunque noi proseguiamo. Ragazzi, grazie all'associazione di Sicilia Tour Leaders siamo finalmente arrivati al mulino Giorginaro, che sarebbe l'unico mulino di Novara di Sicilia ancora in funzione, come i vecchi proprio mulini col funzionamento antico dell'epoca. Ora ci facciamo un giro, ci facciamo spiegare bene come funziona e vediamo cosa ci aspetta. Signori, procediamo all'assaggio. La cosa incredibile è che è attivo dal 1690 ed è super antico ed è tuttora funzionando ed è una cosa spettacolare. E potrebbero esserci dei... Sì, tra l'altro ci raccontano che potrebbero esserci dei mulini ancora più antichi del 1300, però di cui in questo momento non sono attivi. Adesso il nostro amico Giancarlo di Sicilia Tour Leaders aprirà le porte del mulino. Avanti! Siamo all'interno del mulino dove proprio viene macinata la farina grazie a questo ingranaggio che abbiamo qua davanti, dove dalla tramoggia viene messo il grano duro e grazie al movimento dell'acqua che muove le due macine, il grano viene macinato e poi esce esattamente qua. Ora mettiamo in funzione il mulino e vediamo come si comporta. Adesso che abbiamo tolto il fermo, il mulino è in funzione, infatti sentite tutto questo rumore proprio per l'acqua che sta scorrendo sotto. Poi scendiamo giù e vediamo anche il meccanismo dalla parte di sotto come sta girando. C'è un casino gigantesco, là dentro c'è il marchingegno che fa muovere la macina e sta uscendo l'acqua con una portata micidiale.
Molto molto bello. Dai Matteo, ce la fai? Fermati un attimo. Si toglie quella parte più si è raccontata un po' in punto. Io e il mio assistente stiamo... Ragazzi, in questo momento sono nella rocca dei desideri. Praticamente questa è una rocca dove chi sta qua può esprimere un desiderio. E mentre io sono qua, il mio desiderio più grande è quello che vi iscrivete al canale e guardate tutti gli altri video del Sicily's Journey. Allora ragazzi, abbiamo appena concluso la visita al mulino. Matteo vi ha deliziato con la sua splendida spiegazione. Una visita super particolare che, come è già successo per Eric, c'è stata possibile grazie alla collaborazione che stiamo facendo con Sicilia Tour Leaders. Stiamo riuscendo a fare del turismo esperienziale, quindi nei borghi o quando sarà possibile è molto probabile troverete più esperienze del genere, ovvero andiamo direttamente nel posto a vedere qualcosa di davvero tipico. Ad esempio un mulino del genere è quasi impossibile trovarlo da qualsiasi altra parte e siamo riusciti a portarvelo, spiegarlo e coprirlo nel miglior modo possibile. Quindi siamo davvero felici, speriamo vi sia piaciuto, fateci sapere ovviamente sui commenti. Ci siamo appena seduti alla pasticceria San Nicola, adesso ci portano un sacco di dolcini tipici. Ciao a tutti, questi sono i dolci tipici di Novara. A Ravigliua, che è un piccolo panzerotto con la ricotta. Un ghieto d'apostolo è il dolce tipico di Novara, è un cannolo di pasta frolla con la ricotta dentro e glassato all'esterno. Raffigura il dito di San Tommaso, la parte scura quella intrinseca di sangue, la parte chiara quella all'esterno. E questa è a frecetta, è il biscotto tipico di Novara, è il semplicissimo, farina, zucchero e uova, ed è ottima da ponciare dentro la granita, o di limone, o di mandorla, o di gelsi. Si parte dalla parte bianca di da posto, perché il bianco sono tutti i colori, per andare a terminarli nella parte nera che sicuramente sarà la più buona di tutti. All'interno troviamo la ricotta che è spettacolare. Si continua con raviolo, detto ravieux. Il periodo barocco era un periodo anche molto fiorito, anche musicalmente. Matteo, cosa ci racconti? Allora, io oggi posso raccontare che grazie all'associazione Sicilia Tour Leader stiamo mangiando benissimo. E anche grazie a lui. Anche grazie a lui. Grazie a loro che stanno accettando. Quale delle due? Fai Paolo Cola. Vedi, però... Cosini, no, non si può sentire sta cosa. Tranquillo. Tranquillo. Allora ragazzi, praticamente dopo aver concluso la nostra merenda a base di dolci davvero ottimi, abbiamo deciso di bruciare le calorie andando a fare un po' di trekking. Stiamo difatti andando alla rocca di Salvesta, o come dice Matteo, chiamata anche Rocca di Novara. Probabilmente non arriveremo fino in fondo. Questo lo dice lei. Questo lo dico io, semplicemente perché dobbiamo tornare a casa ad un orario potabile. Però sicuramente cercheremo di arrivare in un punto abbastanza alto da poter far volare il drone come si deve. Ragazzi, allora è stato un autentico flop venire fin qua sopra. No, non è vero, comunque non è vero, però ovviamente non siamo arrivati fino alla cima perché era abbastanza impossibile. Siamo ovviamente arrivati col drone, avete visto le bellissime clip fatte dal nostro Matteo. Adesso ci dirigiamo di nuovo verso la macchina sperando di riuscire a ritornare a casa, giusto? Giusto. Allora ragazzi, quello là in fondo è Novara di Sicilia. Noi oggi siamo arrivati fino a qua. Purtroppo causa orario è stato molto difficile arrivare fino là sopra. Mi dispiace un sacco perché queste due persone non se la hanno voluto, ma Ragazzi,
Purtroppo è così. Noi adesso ci stiamo ergendo a semi-re di Novara di Sicilia perché appunto non siamo usciti da re fino a là sopra. Quindi nel caso in cui fossimo usciti fino a là sopra ci saremmo potuti autoproclamare re. Ma purtroppo non mi hanno voluto lasciare queste terre. Sì. Anche Enzo Ferrari, Bene compari, allora con questo fantastico trio chiudiamo questo 14° episodio del Sicily's Journey Borghis Edition. Dobbiamo innanzitutto ringraziare Sicilia Tour Leaders, L'associazione Borghi Fiori d'Italia Sicilia e il comune di Novara che ci ha dato il patrocinio e per ci ha girare permesso di fare questa fantastica esperienza, sia a partire dal Maiorchino che è stato a divertentissimo. partire dal Maiorchino. Comunque abbiamo fatto del turismo diverso rispetto a quello che facciamo solitamente, turismo esperienziale, quindi vi ricordiamo comunque di passare dal precedente video, Marzamemi, e anche ve lo so Bellissimo. dire, fantastico, di mettere like e iscrivervi ovviamente al nostro canale, la campanella. attivare la campanella, ormai E soprattutto se dovete venire qua, contattate l'associazione Sicilia Tour Leaders per fare le stesse esperienze che abbiamo fatto noi, che sono state spettacolari, divertentissime. compari, come sempre un piacere, alla prossima! Ci vediamo tra 2 settimane, bella! Si formano i signori, viaggiatori, che questo treno è diretto a Padova, Torino, Porta Nuova.